Lei prima mi sembra che abbia sorvolato sul problema della sussidiarietà, sulla questione della sussidiarietà. E quindi nell'iter storico che ha presentato anche della cooperazione, che funzione ha adesso la sussidiarietà, che è stata addirittura introdotta, vero, nell'articolo, se non sbaglio, 118 della Costituzione, e quindi diventa un presupposto delle forme, cioè diciamo tra un'economia di mercato e un'economia di interventista dello Stato, si sta, mi sembra, affermando questa nuova modalità, la chiamo così, di economia, che è un po' di mercato e nello stesso tempo di Stato. Ecco, io vorrei fare questa domanda. Lei ha però una formazione giuridica o mi sbaglio? No. Sì. Ce l'ha? Sì, perché ha capito bene il tema. Allora, sono stato professore di diritto in scuola superiore. Ecco, quindi io non sono in grado di risponderle, però so che 30 anni fa mi sono dovuto fare della testa grande così di diritto per capire, ero normalmente l'unico che non dormiva, però insomma, una cosa fondamentale. La sussidiarietà è un principio che aiutami Leone XIV, com'è insomma il nome? XIII, ha introdotto in quel preciso momento storico. Sarebbe importante capire qual è stata la scelta dello Stato unitario Savoia di fronte al welfare. Sono state le IPAB. Hanno nazionalizzato le proprietà della Chiesa in parte e carità e fatto una struttura centrale statalista. Chiaro? Il concetto di sussidiarietà, ripreso per fortuna nell'articolo 118, è il grimaldello che usiamo quando dovevamo andare dalla Easy Coppola degli altri a dire ma guarda che ci siamo anche noi in nome di questo principio, e cioè non faccia lo Stato quello che i cittadini possono fare da sé. Anzi, lo Stato aiuti i cittadini, questo è il concetto di sussidiarietà, a provvedere da sé ai propri bisogni primari. L'istruzione, e qui verrebbe giù il tetto se parliamo di istruzione cattolica, eccetera, ma lì è un altro capitolo. Ma la sanità. Ma ora noi normalmente, se pensiamo al welfare in Italia, se pensiamo alle categorie di welfare, pensiamo alle pensioni. Guardate che le risorse economiche che lo Stato italiano mette sul welfare non sono inferiori a quelle degli altri paesi. È che gli altri paesi danno servizi, l'Italia dà pensioni, tutto il più cassa integrazione. Ed è un errore. Oppure noi pensiamo alla casa di riposo e all'ospedale. Ha una casa di riposo lei? Come sindaco? No, ce l'ha, vedi? Di solito quando cercano si fanno le case di riposo, poi magari, non dico che sto così, le fanno grandi e normalmente li rimangono vuoti, si stanno vuotando perché dal punto di vista della disoccupazione avere le 1.500, le 1.600 euro da mettere non netto in casa di riposo è un problema. Poi in Veneto ne hanno costruite così tante, si fanno concorrenza per cui rimangono vuote. Ma insomma si pensa, quando si pensa al welfare, a casa di riposo e all'ospedale. Poi si passa per l'asilo, non si va oltre. Mentre l'accoglienza degli immigrati, siamo all'interno di un flusso migratori costanti, epocali, se non ci organizziamo verremo travolti, ma anche siamo di fronte a dei fenomeni di denatalità. Ecco, allora sul welfare chi può provvedere, chi può dare delle risposte? Il cittadino, se è in grado di organizzarsi, e quindi in nome della sussidiarietà si chiede allo Stato di provvedere, di mettere a disposizione le risorse, la normativa per cui se i cittadini con determinate regole di efficienza, formazione, eccetera, sono in grado di provvedere ai loro bisogni. Bisogni che saranno un attimino diversi da zona a zona, da territorio a territorio, e quindi chi potrà essere flessibile se non chi vive quotidianamente e percepisce il proprio bisogno? Questo è quello che io ho imparato negli ultimi anni. Il termine sussidiarietà è diventato di moda negli ultimi 10 anni, per cui siamo andati in giro a sentire di tutto, io non mi ricordo molto. Però dal punto di vista giuridico, la mia cooperativa è stata fondata nell'82. È stata omologata lo statuto del Tribunale perché la cancelleria del Tribunale di Padova era oberata di impegni e quindi non leggevano gli statuti. Nei tribunali dove leggevano gli statuti delle cooperative di solidarietà sociali le bocciavano, perché la legge non prevedeva queste cose.
E poi successivamente, quando tu hai un bisogno, ditemi voi qual è un bisogno primario. Avete qualche familiare con l'Alzheimer? Avete qualche mamma anziana? Avete qualche figlio con dei bambini piccoli? Avete qualche parente disoccupato? Siete sensibili? Vedete qualche persona di colore che dorme sotto i fossi? Vedete qualche persona che ha problemi di natura psichiatrica? Ecco, dove andate? Andate a bussare all'ASL, al comune, e gli chiedete di poter fare, che loro si occupino, oppure voi, magari mossi dei vostri buoni propositi religiosi o di senso civico, come possiamo fare? Allora il permesso, la partita IVA, la contabilità, eccetera, e magari queste sono delle cose giuste e sacrosante, ma potrebbero essere adattate meglio ai vostri bisogni. Questo è il concetto di sussidiarietà. Lo Stato ci aiuti con le leggi, con le risorse economiche, con il principio che è bene che i cittadini provvedano a se stesso, non per scaricare, perché poi c'è un abuso di questo concetto. Oh che bello, ho trovato il modo di liberarmi, io amministratore pubblico, delle mie responsabilità, delle mie scelte, fra costruire un grande ospedale in project financing che ti costa un 33% in più e scegliere di fare delle strutture di tipo scolastico. Questa è una scelta politica, legittima, la può fare la politica, ma non può dire, siccome non ti voglio far pagare le tasse, tiro via le tasse e te crepa in pace, perché questo è il problema. Nello stesso tempo, noi cittadini non possiamo pretendere di avere dei servizi senza chiederci che cosa costano questi servizi. Ecco perché sarebbe morale fare delle lezioni di economia. E qualche volta nelle parrocchie e in chiesa le fanno partendo dai principi, perché noi abbiamo il dovere anche di chiederci che cosa costa il servizio che andiamo a chiedere all'ULSS o al comune e verso qualche volta magari sbuffiamo. Io non sbuffo tanto, non perché sia particolarmente corretto, eccetera, ma probabilmente conosco di più i conti e quello che c'è dietro e so che quando sbuffi perché paghi 2 o 3 o 5 o 10 euro di un ticket hai un servizio che vale magari 2, 3 o 4 mila euro. Allora dobbiamo chiedere allo Stato di non prenderci per il naso, ma noi dobbiamo fare la nostra parte nel momento in cui ci assumiamo le nostre responsabilità, in cui discerniamo quelle che sono le tasse giuste da quelle sbagliate. Non le tasse che sempre non ci piacciono, e ci chiediamo che cosa la nostra amministrazione fa per noi e cosa noi possiamo fare per la nostra amministrazione, anche come richiesta appropriata di quello che abbiamo bisogno. E lo Stato deve riconoscere questo valore, perché noi pensiamo che la gente siano brave persone, che imparano dai loro errori, che hanno tante cose da dare e che sono persone. Non siamo sudditi, siamo persone. E i nostri amministratori non sono delle persone da bistrattare, sono delle persone onorevoli e non sono i nostri padroni. Per me questa è la sussidiarietà e va rivestita di dignità legislativa, quindi chiudo, dovremmo conoscere molto più di diritto e molto più di economia. Ma siccome l'economia e il diritto sono noiose, tendiamo ad occuparci più di sport, di calcio e non so, di musica, ecco, eccetera. Allora, la prima è questa. La cooperazione così come tu l'hai descritta, in parte, è anche figlia di quella stagione ecclesiale degli anni 70, di cui sono anch'io in qualche modo figlio, dove in ogni parrocchia c'era un gruppo giovanile, no? Più o meno. E da lì sono nate molte esperienze. Questo tessuto oggi non c'è. Allora, e io sento in questo la Chiesa in sofferenza. Rispetto ad una problematicità futura sulla quale noi non, perché sono convinto, anche se mi devo staccare da un pensiero clericale, che anche nella nostra storia spesso aver fondato cooperative si è detto ma fanno volontariato per trovare lavoro. Io credo che questo sia un bene,
non male. E mi domando che futuro c'è oggi per l'ambiente clima. La pongo così. La seconda invece è proprio pratica, e lo rifaccio rispetto ad esempio ad alcune esperienze che stiamo avendo, molto banali. Mi scuso della banalità. L'estate ragazzi. Alcuni comuni domandano alle cooperative di fare l'estate ragazzi. Cooperative che si devono pagare gli operatori, noi ci paghiamo anche il certificato antipedofilia, no? Sì, certo, Cose che gli altri non sono tenuti. E il servizio della cooperativa costa di più del servizio della parrocchia. Quindi tu hai un comune che molte volte dici io il servizio a te non te lo do, non parlo di questo comune, perché mi conviene fare gli altri, ma in parrocchia, ce lo diciamo con grande chiarezza, si lavora in nero, che si danno così. Allora io dico, questo ambiente ecclesiale che è in sofferenza sul mondo giovanile, in sofferenza su questa modalità economica, no? Che tipo di prospettive ci diamo? No? Io sento la fatica di parlare di queste cose dentro la nostra realtà, la sento tutta proprio come modalità. Non è un giudizio di valore, ecco, sulle persone, ma è una modalità con cui oggi ci si pone. Mi chiamo Leonardo, faccio parte di un'associazione che lavora nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, nata proprio per iniziativa della comunità che stasera ci accoglie. E la maggior parte degli ingressi economici della nostra realtà è per la donazione di privati, come anche attraverso strumenti legislativi quali il 5 per 1000 per esempio, a cui invito tutti ovviamente a partecipare, poi dopo vi do il numero. Ecco. Ma al di là di questo, volevo chiedere un suo giudizio su mi pare una deriva che si sta verificando, almeno nell'ambito della cooperazione internazionale, la cooperazione allo sviluppo, di fronte al taglio delle risorse dell'aiuto pubblico allo sviluppo, in qualche modo. La nuova legge in discussione nel nostro Parlamento in questo momento, per quanto riguarda la riforma della legge 49 sulla cooperazione allo sviluppo, pone, come dire, sullo stesso piano i soggetti senza scopo di lucro, diciamo le ONG per capirci, o le ONLUS che lavorano nell'ambito della cooperazione internazionale, e le imprese private. Non è così chiaro, insomma, ma la direzione è un po' questa. Allora volevo chiederle questo, se lei, come dire, intravede lo stesso pericolo anche nell'ambito della cooperazione, diciamo, sociale italiana o del mondo cooperativistico italiano. Normalmente sono stati due mondi abbastanza, lei la accennava anche prima, abbastanza distinti, il mondo del mercato, del profitto e il mondo della cooperazione. Ecco. E quindi appunto un suo giudizio anche su questo deriva, se è presente anche nell'ambito proprio suo e se può portare effetti benefici. Ecco. Grazie. Certo che c'è questo pericolo, mettendo insieme le due cose io lo chiamo imborghesimento o anche assopimento delle coscienze, no? 35 anni fa magari partivi, eri anche molto giovane, c'erano molte difficoltà, però avevi uno spirito di un certo tipo. La gioventù non è solo un fatto anagrafico, che questi signori che parlavo io più di 70 anni, per cui erano una testa, ecco. Però anche il benessere eccetera ha creato banalmente. Don Marino, tu parli di tante cose, io dico semplicemente noi giovani degli anni 80, lo dicevo alle persone, noi eravamo fortunati perché avevamo 3 scelte: o fare il militare, o fare l'obiettore, o andare in prigione. Avevamo 3 possibilità. E quindi, insomma, un po' perché eri giovane, un po' perché eri nobile, un po' perché ti conveniva, le scelte le facevi. Pochissimi sceglievano di andare in prigione ed erano gli eroi, e per fortuna gli eroi sono molto molto rari, così noi possiamo essere delle persone normali. Tanti facevano il militare, e io personalmente credo, io ho un figlio di 19 anni, gli dico sempre, io sono obiettore, però ci fosse l'esercito di leva andresti a fare qualcosa almeno per me è totalmente inutile, però insomma anche a livello simbolico utile, ci sono tante cose che vengono passate per importanti.
Ecco, il servizio civile, se fatto bene, se organizzato bene, era una scuola di vita che non ti schiacciava, ma ti formava, ti dava la possibilità, ed era una cosa meravigliosa, e questo ha generato. Poi non so, nel mondo, capisco, ecclesiale, insomma, alla fine siamo tutti dentro lo stesso brodo di cultura, questo è il problema. Giustamente, quando poi abbiamo ottenuto dei risultati, abbiamo ottenuto le buone leggi, ci siamo imborghesiti, perché allora lo Stato ci ha dato e non ci siamo più abituati a rendicontare prudentemente, in maniera intelligente, a capire il contesto. A me viene questo termine, ci siamo imborghesiti. Ecco, allora, se colgo il suggerimento, vediamo il lato positivo della crisi. La crisi qualcuno di noi lo schiaccia, qualcuno di noi lo fa rinsavire, è una bella botta, ogni tanto ti fa un po', ecco. Poi, consentimi una battuta, Presidente nazionale, le cooperative sociali che rappresentiamo noi corrono meno rischi perché comunque hanno avuto degli ottimi presidenti, ma questa è una battutaccia, nel senso però che siamo coscienti di alcuni pericoli. Nel momento in cui chiediamo più presenza di un certo tipo dello Stato, corriamo proprio il pericolo di diventare noi un'ulteriore forma di statalismo, così come tu accennavi, le soluzioni, le scorciatoie, il nero, che lui ha citato, non è una cosa delle parrocchie, è una cosa degli italiani. Quando mi dicono, quando vado in giro, ma le cooperative non pagano le tasse, no? Ci sono scandali anche grossi, soprattutto nel facchinaggio e in altre realtà. Io dico, guardate che le cooperative sono fatte soprattutto dagli italiani, e gli italiani non pagano le tasse, la dico in padovano stretto. Questo è, sono refrattari. Che cosa intendo dire? Intendo dire che anche su queste cose c'è una fatica di capire quella che è una vessazione, una tassa ingiusta, un modo, la burocrazia che si dice. Il costo fiscale è una fatica oggettiva, pesante, dura, che non è quella di curare una piaga infetta di un ammalato. Io pensavo che il problema 30 anni fa con i disabili era andarli a pulire il sedere. Non è quello il problema. Il problema è fare la dichiarazione IVA. Il problema è pensare di fare le cose correttamente anche quando non riesci a capirle. La fatica è andare a imparare le lezioni del commercialista, perché non ti senti eroe andare dal commercialista. Ti sembra di perdere il tempo. Ti senti eroe quando parti con la macchina, la carichi di ragazzi disabili e vai nelle sagre e ti fai applaudire perché sei il primo della classe e poi andrai all'inferno anche magari. Capite? Questa è la fatica, questa è la fatica. Certo, c'è una fatica a tirare i ragazzi giovani, dare senso, dare delle risposte, ma dov'è la virtù eroica? Nell'essere bravi e belli nelle sagre paesane e a vendere un sacco di birra per fare i soldi per mantenere la parrocchia, io baruffo sempre con i miei amici. Ragazzi, non so il pensiero, no, sull'alcolismo eccetera, però insomma... Capite? Per dire, no? Questa è la fatica, questa è la fatica, e questa cosa è dei laici. I soldi sono per i laici. Scusa. I preti devono dire Cristo è risorto, che è la cosa fondamentale. Punto. Il resto, soprattutto i soldi, a noi laici. A noi laici. Non so se... Allora, io vengo da un paese del Trentino, nell'Alto Trentino, Val di Non, di 800 abitanti. Dove? Si chiama? Castelfondo, in alto proprio. Dove è nata una cassa rurale già nel 1910, dove sono nate 4 cooperative negli anni 50-60, per meglio dire, erano epoche di emigrazione, di mele, di formaggio, di acqua, famiglie cooperative, ci sono cooperative, cioè sono nate varie cooperative. In pratica tutti gli abitanti fanno parte almeno di una, se non di 2, se non di 4, se non di 5 cooperative. Cioè l'economia è basata sulla cooperazione. Mi chiedo 2 cose. Primo, non è che le cooperative col tempo hanno perso il loro scopo principale?
cioè quello della solidarietà. Faccio un piccolo esempio, forse banale. Quando io ero a scuola elementare ci veniva dato parecchio materiale pagato, portato dalla cassa rurale, appunto. Adesso non c'è più, ma da anni, da anni. Secondo esempio, io faccio parte di una cooperativa qui, in questa zona. Che si chiama? Solidarietà Delta, la quale cooperativa vive perché ci sono i volontari. Se non ci fossero i volontari, la cooperativa non vivrebbe. Ci sono 23 volontari e 4 persone che sono operatori, diciamo anche part-time, eccetera. Quindi qual è il rapporto tra la cooperazione, che dovrebbe essere anche, diciamo, un incremento, no? Come dicevi anche prima, dell'occupazione, e il volontariato? Cioè, se noi vediamo i volontari, io ma anche tutti gli altri, facciamo le cose completamente gratuite. Io faccio migliaia di chilometri all'anno, ma non perché nessuno lo vuole, però io stesso scelgo di non essere retribuito neanche per quello che riguarda il gasolio. Quindi mi chiedo, se non ci fossero i volontari, come andrebbe avanti questa cooperativa? Per 10 anni rimase in Parlamento la legge sulla cooperazione sociale. Le posizioni del movimento cattolico erano che ci potessero essere i volontari all'interno di queste strutture. Il pensiero dei nostri amici di sinistra era no. Il compromesso è che ci possono essere fino a un 50% di soci volontari. Quindi i soci volontari ci possono essere. Di fatto, le cosiddette multi-stakeholder company, cioè le cooperative che hanno lavoratori, soci ordinari, cioè un genitore di una persona disabile, e volontari, sono una minoranza. Normalmente i volontari esistono nelle associazioni di volontariato. È chiaro che se quella cooperativa... Tutti noi però di fatto facciamo volontariato, ad esempio noi siamo amministratori in consiglio di amministrazione, ma la carica di amministratori non è assolutamente retribuita, la fai dopo lavoro, eccetera. Il volontariato può avere un valore enorme, va organizzato, strutturato, probabilmente all'inizio, ad esempio noi abbiamo avvocati volontari nei consigli di amministrazione. Però abbiamo anche percentuali di persone che vengono. L'importante è capire se questo volontariato, che è importantissimo, è per coprire delle deficienze strutturali, degli errori, cioè all'inizio. Se tu fai una cosa importante, è bene che la fai col volontariato all'inizio, però se questa cosa è indispensabile deve reggere in maniera autonoma, con un giusto mix di volontariato e di professionalità. Però, capite, non è sbagliato il volontariato, anzi, però l'apporto del volontariato dovrebbe essere all'inizio di natura economica, poi limitarsi ed avere più una funzione di controllo, di governance sarebbe il termine, o di collegamento col territorio, o di advocacy, sono parole magari se le approfondite, ecco, e questa sarebbe la bomba. La bomba sarebbe avere delle società, delle realtà che non sono partecipate solo dal genitore dei disabili, il quale mi dice copar tutti i drogati perché quei si droga e via gli immigrati. E io gli dico ma non ci siamo, non ci siamo, perché poi il disabile grave è quello leggero, quello che corre e quello che è paralizzato. E anche il lavoratore con i suoi diritti. Ma il tuo diritto di lavoratore quando cessa di fronte al bisogno, qual è il giusto mix? E chi può essere indipendente? Io sono in diverse consigli di amministrazione di cooperative, ci sono come socio volontario? Perché a me non lo raccontano mica, non mi pagano, non dipendo dallo stipendio e non ho neanche un familiare, per cui non sono un familiare che teme di dire quello che pensa perché altrimenti pensa che forse gli maltrattano o non gli guardano il figlio, no? E non sono neanche... È difficile chiudere la bocca a uno come me. È difficile chiudere la bocca a un volontario che ha lo scopo di fare bene,
ma né di lavorare né di avere un beneficio per sé. Ma è bene che chi chiede un beneficio per sé partecipi. Ah, in casa di riposo è pieno. Quanti familiari sono nei consigli di amministrazione delle case di riposo? Meno voglio mettere mia mamma in casa di riposo, ma tu vai a rompere le scatole alla casa di riposo per capire i bilanci, le situazioni, fai quella cosa e lascia pure che loro non siamo tutti adatti a seguire le nostre mamme con l'Alzheimer. Le abbiamo sempre viste efficienti, splendide e magari ci fa venire il nervoso perché adesso ci ripetono per 350.000 volte la stessa cosa. Non siamo santi, ci arrabbiamo anche con le nostre mamme. Non arrabbiamoci con i consigli di amministrazione, arrabbiamoci con le cose più sofisticate. E quella è la differenza. Non avere l'ospedale vicino a casa, ma c'è un ottimo trasporto che in mezz'ora ti porti in un ottimo ospedale. E se l'ospedale è a Timbuktu e se ci vai in 20 minuti che ti salvi. Ma non che sia esattamente sotto casa tua perché allora è comodo, capite? Non so se vi do dei flash. Il Trentino, lei Mattizza, il Trentino, ai miei amici trentini dico sempre, con voi non parlo, perché siete fuori del mondo. E la cooperazione in Trentino nasce perché erano delle realtà, se in Veneto si moriva di pellagra, lì morivano di freddo. E quindi o si mettevano assieme o non andavano da nessuna parte. Poi lì hanno perso la Trebisonda perché sono troppo ricchi. Io faccio sempre baruffa con i miei amici del Trentino che conosco molto bene. Il professor Borzaga, che sull'economia e sulla cooperazione sociale dell'Università di Trento è della Val di Non, li conosco molto bene e loro come regione autonoma possono fare delle cose splendide perché hanno questa risorsa e secondo me, anche secondo alcuni studiosi, quando sei troppo ricco la coscienza e quindi la possibilità, infatti loro adesso sentivo a Bolzano proprio con il presidente della provincia, hanno avuto un modestissimo taglio, però una cosa terribile perché non sono abituati. Ecco, le coscienze vanno sempre risvegliate perché, ripeto, quando si ha la pancia piena si dorme troppo e quindi non so se ho dato un'indicazione. E comunque le sono fatte di persone normali, le persone normali tendono a deviare, ci sono questi problemi. Chiudo. Uno dei problemi è, vedete, le dimensioni. Se siamo un gruppo così ci vediamo in faccia, facciamo un po' fatica e ci controlliamo. Se siamo in molti, la partecipazione, la democrazia, come si esercita se siamo in 10.000 soci? Il controllo, capite? Anche questo è un problema. Ad esempio noi tendiamo a dire che le cooperative per noi sarebbe meglio se fossero un po' più piccoline, ma se sono più piccole allora sono più fragili economiche. Come fare? Ecco, questo è un problema, perché altrimenti il controllo, l'adesione a quello che è lo scopo, la corruzione, dove non c'è un padrone, il padrone sorveglia e l'occhio del padrone ingrassa il bue, dove non c'è il padrone, no, ci possono essere i favoritismi, ci sono i pro e i contro, ci sono cooperative in maniera esagerata vicine alla politica, che lavorano solo perché assumono gli amici degli amici, perché finanziano le campagne. Beh, non così solo le cooperative, ci sono anche le imprese private che si comprano allo Stato qualche volta, no? Più ricche sono, più facilmente si comprano allo Stato. Le azioni di lobby, l'azione di orientamento dei propri interessi economici, la fa sicuramente la cooperazione, ma non l'ha inventata la cooperazione, capite? E su questa cosa le coscienze si devono interrogare e devono vigilare.